Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. C'è stato stamani un vertice di maggioranza presieduto dal governatore Peppe Scopelliti a Vibo Valentia. Argomento all'ordine del giorno la sanità e la riorganizzazione completa del sistema, con la chiusura di alcune strutture ed il contenimento dei costi. Vi hanno preso parte assessori e consiglieri regionali responsabili dei partiti per cercare la massima condivisione per queste difficili scelte. Domani, sullo stesso argomento, si incentrerà anche la giunta regionale in programma a Palazzo Alemanni. Solstizio d'estate sotto il segno del maltempo in tutta Italia. Dopo aver flagellato il nord, ieri piogge e grandinate hanno colpito le regioni centro-meridionali tirreniche, portando un generale abbassamento delle temperature. Venti forti con raffiche di burrasca si stanno registrando su Sardegna, Sicilia e Calabria, un maltempo generalizzato che, secondo le previsioni, dovrebbe estendersi a breve anche al sud, con il rischio di mareggiate. È giorno di vigilia per i 21.764 studenti che sosterranno gli esami di maturità in tutti gli istituti scolastici superiori delle 5 province calabresi. Domani infatti si parte con la prova di italiano e già sul web impazza il tototema, con Giovanni Pascoli in cima ai pronostici. Il maggior numero di candidati impegnati sarà negli istituti scolastici della provincia di Cosenza con 7.734, seguita da Reggio Calabria 6.228 e Catanzaro 4.235. Chiudono Vibo 1.857, fanalino di coda a Crotone con 1.710. È stato il leader storico Marco Pannella a concludere la 2 giorni di lavori dell'assemblea straordinaria dell'Associazione Calabria Radicale a Falerna. Nel suo intervento Pannella ha sottolineato come il male peggiore dell'Italia siano stati 60 anni di burocrazia e partitocrazia. A presiedere i lavori il segretario di Calabria Radicale Marco Marchese, tra i temi trattati quello della presenza dell'amianto sul territorio, la disabilità e la riforma dell'edilizia e dell'urbanistica. La parlamentare Angela Napoli ha presentato ieri alla Mezzia Terme Generazione Italia, non un nuovo partito ma un progetto politico che fa capo al presidente della Camera Gianfranco Fini. La Napoli, che è coordinatrice regionale, ha nominato suo vice coordinatore l'assessore provinciale di Crotone Salvatore Cosimo. Presenti per Crotone anche l'ex assessore regionale Domenico Rizza, Cosimo Caripi per Reggio Calabria, Aldo Costa per Catanzaro, Fabrizio Falvo per Cosenza e Riccardo Giuliano per Vibo Valentia. Per la prima volta in Italia, alle 19:19 del 19 giugno, è scattato a Catanzaro il flash mob di salsa, l'esperimento sociologico nato in America nel 2003. L'idea nasce da una collaborazione fra l'Associazione Araba Fenice Giovani per la Calabria con i fondatori Alessandra Trastevere e Marco Bonapace e il maestro di ballo Roberto Giovannini. Dopo essersi dati appuntamento sul web per 9 minuti, più di 200 ragazzi hanno eseguito una coreografia cubana coinvolgente tra lo stupore degli ignari clienti. Giornata importante quest'oggi per le due calabresi ai nastri di partenza nel campionato di Serie B. In mattinata infatti sono stati presentati alla stampa i nuovi tecnici di Regina e Crotone, rispettivamente Gianluca Azzori, l'ultima stagione a Catania, sostituto in corsa da Sinisa Mihailovic, e Leonardo Menichini, già vice di Carletto Mazzone, il quale nell'ultimo torneo di Prima Divisione Lega Pro, alla guida del Lumezzane, ha ottenuto un ottimo sesto piazzamento e soprattutto vinto la Coppa Italia di Lega Pro. Un altro pareggio per la nazionale azzurra nel secondo match del girone F. Gli uomini di Lippi non riescono ad andare oltre l'1-1 contro la Nuova Zelanda. A salvare a metà la faccia dei campioni del mondo in carica ci pensa il Cutrese a Quinta, che firma il pari sul rigore. Secondo centro ai mondiali per lui, dopo il gol messo a segno contro il Ghana nella cavalcata vincente del 2006. All'Italia ora serve una vittoria nella sfida contro la Slovacchia di giovedì. In caso di sconfitta, gli azzurri sarebbero fuori dalla massima competizione internazionale.